I monumenti de Padova illustrai da Camillo Semensato in lingua padovana. Un colle saremo de passo cavai. Tornando in Drio a Capea de Giotto, davanti ai giardini pubblici, che se passo cavai, cavalli. Un bel passo sotto del tardo si è sento, in dove adesso che se l'Istituto Universitario de Mineralogia e de Geologia, con un museo aperto al sabato dopo mezzogiorno. Merita de vederlo, non solo per raccolte de Piere, che fa venir voglia de farghene anche ni altri, così se cavaria anche un scopo scientifico per i fioi quando che se va a camminare in montagna. Ma anche perché che se dei saioni pitturai con gli affreschi del Lodovico d'Origny, pittore del Settecento. Donne senza vestì che fa da allegorie, figure che voia sui soffitti, cornisi che parvere, neanche un canton senza cori, tutto beo, tutto sfarzoso. Sti nobili cavai doveva essere dei gran siori. De Drio il passo, che sia cesetta de porte contarine, fatta nel Settecento da Beppi Posso, Giuseppe Pozzo, fradeo del famoso Andrea Pozzo, pittore dei Gesuiti e trattatista. Beppi Posso che lavorò in diverse parti a Padova, ma c'è sta sfortunà perché di tutte le sue opere resta solo sta cesetta. Taccai accesa che se le porte contarine, un sistema per passare quelle barche dal Bacchiglion, che dopo continuava verso Venezia e verso Ciosa, al canale che passava in dove che se adesso e riviera Ponti Romani, e che aveva l'acqua, per restare navigabile, a un livello più alto. Sta parte della città era un fia più bassa del resto, e quando il Bacchiglion era in piena, e era prima che si allagava tutta, e bisognava tirar fuori le barche per andare nelle case. I ga conservai ingranaggi della piccola conca dove veniva dentro i barconi per alzarsi e sbassarsi quando doveva cambiare canale, un sistema idraulico che ga a sua parte nella storia della tecnica.